tutte. Francesco Vianello di Prima il Veneto. Buonasera Vianello. Buonasera a tutti. Grazie. Francesco Vianello, prima il Veneto, poi vedremo anche i danni sul litorale, perché sono state devastate le spiagge di Bibbione, Caorle, Jesolo, quindi vedremo cosa è successo. Certo, ma che dire, sono 200 anni ormai dai tempi della prima rivoluzione industriale che il genere umano continua a inquinare, a distruggere l'ambiente, a sfruttare indiscriminatamente in ogni modo, in ogni forma l'ambiente. Adesso ci svegliamo un po' tardi, siamo tutti ambientalisti nel momento in cui i danni derivanti dal cambiamento climatico vanno a toccarci nel portafoglio. Perché è solo in questo momento che ci accorgiamo dell'importanza di rispettare gli equilibri idrogeologici e l'ambiente. Vede, io ero al primo anno di università alla facoltà di chimica industriale a Ca' Foscari, Venezia, e mi ricordo il primo esame era chimica generale. Il libro era Fondamenti di chimica del professor Paolo Silvestroni e ricordo perfettamente che nel capitolo in cui si parlava dell'inquinamento e dell'effetto serra, il professor Paolo Silvestroni, in questo libro, che era un'edizione del 1995, prevedeva esattamente ciò che sarebbe successo 20, 25, 30 anni dopo. Pertanto un aumento dei fenomeni sempre più intensi, localizzati su dei territori sempre più piccoli, d'accordo? Intervallati da lunghissimi periodi di siccità. Dobbiamo capire una cosa molto semplice: distruggere l'ambiente, oltre a farci male nel corpo e nella testa, ci farà male anche nel portafoglio. Perché tutti questi sconvolgimenti portano dei danni economici. In più non dimentichiamoci dell'importantissimo fenomeno dei profughi climatici. Milioni di persone in Africa e non solo, ma nel mondo, basti pensare al Bangladesh che è sottoposto sistematicamente a delle alluvioni violentissime. Ci sono milioni di persone che premono e continueranno a premere sempre più insistentemente ai nostri confini. Perché? Perché nei loro paesi non si può vivere, non si può mangiare, non si può coltivare il terreno. E dovremo fare i conti con questo grandissimo problema. Spero che le forze politiche, soprattutto quelle che ci sono in Europa, all'Europarlamento di Strasburgo, si rendano conto di questi problemi. Adesso sentiamo anche Francesco Vianello proprio sull'autonomia. Vianello? Ah, sembrerebbe proprio un baratto, no? Fra premierato e autonomia. Però siccome non ci fidiamo, possiamo puntare prima all'autonomia, dato che sono 6 anni che abbiamo votato quel referendum, per piacere. Il problema 6 anni, un referendum che poi è stato ignorato sistematicamente quel giorno da tutti i TG nazionali. Ecco, questa cosa qui veramente non mi è piaciuta, direttore. Ignorati il voto di 2,5 milioni di veneti che col 98% hanno detto sì all'autonomia 6 anni fa, quel giorno, ignorati completamente dalla stampa nazionale. E questa è democrazia? È rispetto questo per il volere della gente del Veneto? Svegliamoci veneti, tutti sotto la bandiera del leone di San Marco. Allora, grazie Vianello. Purché non sia un'illusione di democrazia però, perché votiamo, decidiamo tante cose che però poi non diventano realtà. A questo punto potremmo pensare anche a forme alternative per esprimere il pensiero popolare. Basti guardare quello che accade in Svizzera, dove i cantoni non so quanti referendum facciano in modo telematico, in modo cartaceo. C'è da decidere, da concertare qualcosa, si riuniscono
decidono, anche lì esempio di grandissima civiltà e di autonomia. Io vedo il modello svizzero come quello a cui noi dovremmo ispirarci, e il Nord Europa, la Svezia, la Norvegia come modello di welfare, di istruzione, di sanità, eccetera. Non ne sono pochi, è facile governare un paese così grande, poco densamente popolato, con enormi risorse. Il modello a cui ispirarsi, secondo me, è quello della Germania, della grande autonomia, il federalismo dei Länder tedeschi, cioè quello il modello, secondo me, per eccellenza